iniziamo con le sarde marinate, proprio semplici per sentirle, per sentire proprio il gusto della sarda. Si delisca, ma se avete una pescheria di fiducia potete farvele dare già diliscate, altrimenti si apre, si toglie la testa, si apre e si toglie la lisca tutta intera. E viene un filettino. Quindi fai vedere lentamente, togli la testa, aperta al centro, pulita, cerchiamo la lisca, piano piano con le dita, ecco, si apre, si toglie la lisca ed ecco qua. Un po' di succo di limone fresco, un po' di sale delle nostre saline, un pizzico di pepe, e un filo d'olio, l'olio delle valli trapanesi. Facciamo riposare un'oretta. Si fa riposare un'oretta e già vedete in qualche punto dove il limone è arrivato di più già ha cominciato a cuocersi, da noi si dice, a cambiare leggermente colore. E un'oretta è un antipasto fresco o da abbinare a una bella insalata per una cena leggera, ma molto nutriente. Naturalmente il pesce va abbattuto, cioè va passato nel congelatore per alcune ore. Questo per garantire la solubilità del pesce crudo. Questo vale per tutti i pesci crudi.